Un capriolo è stato fermato in pieno centro a Sora, in viale 20 settembre. Il cucciolo selvatico ha percorso il viale sotto gli occhi sgomenti di passanti ed automobilisti che lo hanno schivato fino a quando si è infilato in una traversa senza uscita, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Sora lo hanno bloccato. Il cucciolo di capriolo, una femmina, è stato avvistato da una signora in località Pontrinio, che prontamente ha allertato la centrale operativa. Le cose succedono sempre in modo inaspettato. Praticamente una signora che accompagnava il figlio a scuola all'Achille Lauri ha visto il capriolo che ha attraversato la strada e si è buttato nel fiume Liri e ha avvisato immediatamente la centrale operativa che la corrente del fiume lo stava trasportando. Nel frattempo questa signora, ecco la sensibilità verso gli animali, ha appena consegnato il figlio a scuola e insieme a me abbiamo inseguito questo capriolo e quindi a margine del fiume lo seguivamo fino al ponte qui di 20 settembre. Nel frattempo io ho attivato la centrale operativa dei Vigili del Fuoco per il recupero. Contestualmente il capriolo è riuscito a uscire dall'acqua e se n'è andato negli anfratti laterali al fiume. Sono arrivati prontamente i Vigili del Fuoco, si sono immediatamente prodigati per l'avvistamento e il recupero e mentre cercavamo di recuperarlo è saltato e quindi se n'è andato per strada, quindi l'abbiamo inseguito, quindi poi anche con l'ausilio dei privati cittadini che ci hanno dato una mano, quindi siamo riusciti a recuperarlo. E adesso stiamo attivando le autorità competenti che purtroppo devo denunciare che c'è un vuoto legislativo perché di fronte a questa situazione non c'è competenza in quanto si tratta di un animale selvatico e questo io lo ritengo che è una cosa gravissima perché comunque va soccorso immediatamente collocato in una struttura idonea. Quindi a titolo personale l'ASL si sta attivando, la forestale si sta attivando, la provinciale non è più competente, mi dicono, quindi siamo qui in attesa di qualche miracolo. Dopo averlo bloccato e calmato, polizia locale e vigili del fuoco hanno atteso l'arrivo degli operatori del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che hanno preso in consegna il capriolo e provvederanno a rimetterlo in libertà. Tanti cittadini incuriositi che si sono avvicinati per vedere il cucciolo di capriolo da vicino.